Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e faccio questo video per parlare di attività fisica, in quanto sono emersi nuovi e incoraggianti dati anche per chi l'attività fisica riesce a farla poco o soltanto nel weekend. Andiamoli a vedere nel dettaglio. È dimostrato già da tempo che l'attività fisica è un toccasana per la nostra salute. Questa dovrebbe essere distribuita il più possibile nell'arco della settimana con i classici 20-30 minuti di camminata a passo svelto ogni giorno. Purtroppo però la vita moderna ci porta sempre a essere più indaffarati e molto spesso l'attività fisica, quando va bene, viene segregata soltanto al weekend. È stato coniato già da tempo il termine weekend warrior, cioè guerrieri del weekend, per identificare quelle persone che a causa di impegni lavorativi, familiari o anche solo per pigrizia, durante la settimana non riescono a fare attività fisica e la fanno soltanto nel weekend. Degli studi hanno voluto indagare se anche l'attività fisica fatta soltanto nel weekend può apportare gli stessi benefici sulla nostra salute. Recentemente sono stati pubblicati due grandi studi su prestigiose riviste internazionali quale il Journal of American Heart Association e il Nature Scientific Report. Questi studi hanno avuto dei risultati molto entusiasmanti. Si è visto che facendo dai 75 ai 150 minuti in soltanto 2 giorni a settimana si riescono ad avere risultati molto importanti, quale la riduzione di mortalità per tutte le cause, che è uno degli outcome più importanti della ricerca scientifica, ancora la riduzione della mortalità cardiovascolare, riduzione del tasso di tumori e sembra che possano esserci anche risultati importanti sulla pressione arteriosa. Un altro dato molto importante che è emerso è che non occorre strafare, basta fare una camminata a 5 km orari, cioè in mezz'ora fare 2,5 km, oppure una pedalata a 15 km orari, ma vanno bene anche partitelle di calcetto con gli amici, o il tennis, o anche andare a ballare. Inoltre si è visto che la popolazione che giova di più dei risultati sulla pressione arteriosa da parte dell'attività fisica è la fascia tra i 41 e gli 80 anni, quindi possiamo sfatare il mito che bisogna avere 20 anni per fare attività fisica, bensì i risultati sono più importanti nella fascia tra i 41 e gli 80 anni. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso vi invito a condividerlo e a seguirmi sulle mie pagine social Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Ora possiamo mettere le scarpette e andare a fare un po' di attività fisica. Grazie e buona attività fisica a tutti!